Intanto è un comitato di normazione a livello europeo che include 32 Paesi membri della comunità e abbiamo discusso di una revisione dei programmi di lavoro per i prossimi 3 anni. Bisogna ritarare la programmazione fatta 6 anni fa per il prossimo futuro praticamente. Nello specifico siamo andati a discutere una rimodulazione del programma di lavoro riguardo per esempio la qualificazione dei materiali dei beni culturali e i trattamenti che devono essere fatti per la loro conservazione. Le metodologie per la conservazione sono molto complesse, per cui è necessario per conservare i beni culturali come affreschi o statue policrome avere delle precise metodologie di ricerca e anche di conservazione.